Dopo 5 giornate di campionato di terza categoria, al comando spicca una sola squadra, la Quisquinese, che ha racimolato 13 punti, conseguenza di 4 vittorie ed un pari. La scorsa domenica la squadra della montagna ha inflitto una sonora sconfitta per 9-1 alla malcapitata Atena. All'inseguimento della Quisquinese, a soli 3 punti, c'è la Virtus Favara, che è andata a vincere per 2-3 sul campo della Reale Unione, mentre sotto a 9 punti inseguono ben 4 squadre: Reale Unione, Città dei Comitini, Campobello e Vis Ribera. Lo scorso turno il Campobello ha superato il Santa Elisabetta per 3-1, mentre il Città di Comitini ha violato il rettangolo di gioco del Vis Ribera. Pareggia a son di reti 3-3 tra i palermitani del Prizzi e il Burgio. Adesso si ritorna in campo il prossimo 22 dicembre.